Salve. Nel paragrafo 7 del quaderno 5, Gramsci, riflettendo sul pensiero sociale dei cattolici, scrive, a proposito della Chiesa, quanto segue. Per comprendere bene la posizione della Chiesa nella società moderna, occorre comprendere che essa è disposta a lottare solo per difendere le sue particolari libertà corporative, di Chiesa come Chiesa, organizzazione ecclesiastica, cioè i privilegi che proclama legati alla propria essenza divina. Per questa difesa, la Chiesa non esclude nessun mezzo, né l'insurrezione armata, né l'attentato individuale, né l'appello all'invasione straniera. Tutto il resto è trascurabile, relativamente, a meno che non sia legato alle condizioni esistenziali proprie. Per dispotismo, la Chiesa intende l'intervento dell'autorità statale laica nel limitare o sopprimere i suoi privilegi, non molto di più. Essa riconosce qualsiasi potestà di fatto e purché non tocchi i suoi privilegi la legittima. Se poi accresce i privilegi, la esalta e la proclama provvidenziale. Date queste premesse, il pensiero sociale cattolico ha un puro valore accademico. Occorre studiarlo e analizzarlo in quanto elemento ideologico oppiaceo, tendente a mantenere determinati stati d'animo, di aspettazione passiva di tipo religioso, ma non come elemento di vita politica e storica direttamente attivo. È chiaro che queste considerazioni sul pensiero sociale cattolico, che deriva, come sapete, dall'enciclica Rerum Novarum e poi prosegue nel tempo fino alla sua riconferma da parte di Giovanni Paolo II con la Centesimus Annus, informa in qualche modo lo spirito più politico, se così si potrebbe dire, della Chiesa cattolica, anche se è vero che Leone XIII emanò la Rerum Novarum fondamentalmente in funzione antisocialista e quindi in un ben preciso contesto storico all'interno del quale la Chiesa pensava di perdere il consenso soprattutto tra le classi lavoratrici. E vi sono anche nelle riflessioni di Gramsci dei riferimenti, anche se non esplicitamente citati, a episodi storici in cui la Chiesa effettivamente ha avuto un ruolo, per così dire, reazionario. Anzi, diciamo che nel corso del tempo, almeno fino a Giovanni XXIII, effettivamente la Chiesa ha svolto una funzione o reazionaria, in particolare col fascismo e con i patti lateranensi del 1929, o dopo la caduta del fascismo, mantenendo la Costituzione al suo interno, i patti lateranensi stessi, con le modifiche apportate sotto il governo Craxi negli anni '80, perlomeno una funzione conservatrice, che si esplicita su certi temi, almeno quelli che la Chiesa ritiene non negoziabili, come disse il cardinale Ruini, e sui tempi delinea appunto una funzione sostanzialmente conservatrice da parte della Chiesa, che sembra per certi versi essere collegata proprio, come dice Gramsci, alla conservazione dei propri privilegi, uno dei quali per esempio è quello dell'insegnamento della sola religione cattolica, anche se in forma facoltativa, per fortuna, all'interno delle scuole italiane. Quindi il dispotismo che la Chiesa esprime nei confronti dell'autorità statale laica, che, come dice Gramsci, vuole in qualche modo limitare questi privilegi, ha portato appunto nel corso del tempo la Chiesa a reagire anche in maniera, tra virgolette, violenta. Pensiamo al periodo della Repubblica Romana nel 1848-49, quando Pio IX fece intervenire appunto i francesi per liberare Roma dal triumvirato guidato appunto da Giuseppe Mazzini. Quindi effettivamente c'è una questione molto importante da questo punto di vista, anche se bisogna dire
che sempre nel corso del tempo la Chiesa ha manifestato anche, e questa è una delle grandi contraddizioni, se vogliamo, all'interno della Chiesa cattolica, dei momenti in cui invece ha svolto una funzione, non dico rivoluzionaria, però certamente progressista. Penso ai gesuiti nell'America Latina dopo la conquista spagnola, ai tentativi di rendere meno disumana quella conquista e evitare quello che poi effettivamente si è verificato, un vero e proprio genocidio delle popolazioni precolombiane nelle Americhe per l'appunto, oppure, come ho già detto, il papato di Giovanni XXIII, che si è certamente contraddistinto per una svolta tra virgolette a sinistra. Penso alla Pacem in Terris dello stesso pontefice, che ha dato un grosso contributo al tema della pace, il tema della pace è quanto mai attuale. Quindi vi è all'interno della Chiesa cattolica diciamo così, diverse posizioni, non bisogna farne un blocco unico. Certamente le riflessioni di Gramsci sono in qualche modo condizionate dal periodo storico, gli anni 30, in cui queste note vengono scritte, e sono certamente fortemente debitrici proprio dei rapporti perversi, per certi versi, fra la Chiesa cattolica e il regime fascista. Su questo non ci sono dubbi, però è anche vero che se vogliamo allargare l'orizzonte, per così dire, e andare oltre la Chiesa istituzione, la Chiesa apparato burocratico, la Chiesa appunto come sistema politico, leggiamo quel che dice Federico Engels sulle origini del cristianesimo. Entrambi, cristianesimo e socialismo operaio, predicano un imminente riscatto dalla schiavitù e dalla miseria. Ma il cristianesimo, dice Engels, pone questo riscatto in una vita dell'aldilà, dopo la morte. Il socialismo lo pone in questo mondo, in una trasformazione della società. Entrambi sono perseguitati e braccati, i loro seguaci messi al bando, colpiti da leggi eccezionali, gli uni come nemici del genere umano, gli altri come nemici dell'impero, come nemici della religione, della famiglia, dell'ordine sociale. E nonostante tutte le persecuzioni, anzi, proprio favoriti da esse, entrambi avanzano vittoriosamente, irresistibilmente. Questo parallelismo, questa analogia fra i principi del cristianesimo, se lui si riferiva in particolare al cristianesimo primitivo più che al cristianesimo istituzionalizzato, alla Chiesa-Stato per l'appunto, ci fanno capire come i rapporti fra cristianesimo e socialismo sono più complessi di quanto non si possa pensare. Grazie.